Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite con noi in questa puntata Matteo Busato, fondatore, amministratore e delegato, CEO, come si dice adesso, di Make Consulting, una società che ha sede a Scorzè, provincia di Venezia, lui di Martellago, sempre veneziano, società che in più o meno in 5 anni di attività sta raggiungendo il 1 milione di fatturato con una quindicina di collaboratori fra manager, professionisti con differenti vocazioni. Make Consulting già dice, è una società di consulenza, ma lui è anche la persona giusta per poter rispondere a alcune domande un po' intriganti. Allora, leggo dal curriculum: 5 anni di lavoro nell'azienda di famiglia, 5 anni all'interno di imprese industriali del nord-est, 5 anni come consulente libero professionista. Sono i primi 5 anni che mi incuriosiscono. 5 anni di lavoro nell'azienda, non poteva rimanere là e far crescere il proprio business familiare? Beh, intanto buongiorno a tutti. Sì, io ho avuto, diciamo così, ritengo la fortuna di avere una famiglia che mi ha introdotto subito nell'esperienza lavorativa tramite un'azienda che operava nell'ambito del settore dell'abbigliamento. Come molti possono... Però lei è ingegnere meccanico. Però io sono ingegnere meccanico. Diciamo così che per me è stata un'esperienza molto importante perché sono cresciuto, quindi ho avuto la possibilità di crescere con una cultura, diciamo così, imprenditoriale. Ho visto gli aspetti positivi dell'essere imprenditore, ho visto anche aspetti meno positivi o quelle che possono essere le difficoltà, ecco. Diciamo così che nell'avventura imprenditoriale i miei si erano inseriti nell'ambito dell'abbigliamento, un mercato, un settore che negli anni 2000, 90-2000 ha avuto delle difficoltà e quindi abbiamo deciso di chiudere quell'esperienza, diciamo così, imprenditoriale. Terminata questa... Però lei c'era, insomma. Ecco, io ero sul pezzo con la mia famiglia e mi occupavo prevalentemente degli aspetti produttivi e organizzativi. Da lì la scelta anche, diciamo così, del percorso formativo, quindi della laurea in ingegneria, prevalentemente nell'ambito industriale. Ho voluto fare delle esperienze, diciamo così, su aziende molto strutturate qui del nord-est, talune anche molto conosciute. 5 anni molto intensi, qualcuno mi ha criticato perché ogni anno volevo cambiare azienda, ma il mio desiderio di vedere tante cose in poco tempo e fare delle esperienze importanti, soprattutto per me e dando, diciamo così, un imprinting molto forte alla mia professionalità, mi hanno consentito nei 5 anni successivi di avviarmi nell'attività di libero professionista e quindi di prestare la mia professionalità sotto forma di consulenza alle imprese. Questo l'ho fatto per 5 anni, devo dire che il rapporto, la sinergia con l'Università di Padova, con la quale io collaboro tuttora, è stato importante, in particolar modo con un docente universitario che si chiama Roberto Panizzolo, quindi il professor Roberto Panizzolo, che mi ha accompagnato, diciamo così, in questa esperienza di libero professionista. Lo dico con un sorriso, ma insomma, evidentemente i dati dimostrano che voi siete bravi, ma mi lascia sempre un po' perplesso il consulente, perché mi vengono in mente quelli che in televisione consigliano come fare 13 al totocalcio. Se fosse così semplice, voglio dire, tutti saremmo milionari. Allora, perché un consulente ha successo? Ma allora, perché deve venire uno dall'esterno a insegnare a me imprenditore come fare? Allora, diciamo così, il mio approccio è un approccio molto operativo, molto pragmatico, quindi sono d'accordo con lei che non si può pensare di andare a insegnare a qualcuno qualcosa che non si è mai fatto. Ecco perché prima le ho espresso la mia, diciamo così, fortuna, cioè di aver vissuto fin dalla giovane età, quindi io prima ho fatto riferimento a 5 anni di esperienza, però in realtà io ricordo ancora quando ero, diciamo, giovane, facevo ancora le scuole medie, i primi anni delle scuole superiori, che la mia famiglia durante l'estate mi portava all'interno dell'azienda e quindi a fare le prime esperienze. Quindi io ho avuto in qualche modo la fortuna di vivere fin da subito questa cosa. Fortuna a posteriori, immagino. Quando era bambino forse effettivamente poteva fare qualcos'altro. Adesso che mi fa pensare, rispetto ai miei compagni di scuola, che non vedevano l'ora che arrivasse l'estate per fare le vacanze, per fare i campi scuola, per me era un momento un po' particolare perché sapevo che i 2 o 3 mesi estivi davo una mano alla mia famiglia a lavorare. Però col senno di poi, grazie a quello, ho maturato, diciamo così, una consapevolezza importante. Quindi è chiaro che non si può pensare di insegnare qualcosa a qualcuno se tu per primo non l'hai mai fatta.
E questo è, diciamo così, l'approccio molto operativo. Quindi anche da parte mia, quando ho iniziato a inserirmi nel mondo del lavoro tramite dell'attività consulenziale, mi occupavo degli argomenti che sapevo di riuscire molto bene e in qualche modo superare le aspettative di chi era dall'altra parte. È anche vero che per natura il consulente ha un vantaggio competitivo rispetto a chi è sempre all'interno della stessa azienda. Il primo vantaggio per natura dell'attività professionale è che mentre un dipendente di un'azienda è lì 5 giorni su 7, sempre all'interno dello stesso ambiente, condivide sempre le stesse dinamiche, il consulente ha l'opportunità di vedere molte più aziende durante la settimana. Adesso, certo, giusto per farle capire, in questo momento io insieme ai miei collaboratori stiamo seguendo oltre 20 aziende. Quindi la stessa cosa, lo stesso processo, lo stesso modo di creare impresa, creare ricchezza, lo stiamo vedendo contemporaneamente in 20 aziende diverse. E al di là del prodotto o del servizio che l'azienda produce, i processi interni, l'organizzazione è spesso similare. Quindi abbiamo la possibilità di cogliere dalle varie aziende gli aspetti assolutamente positivi e portarli, creare esperienze reciproche. Questo è il vantaggio, diciamo così, del consulente. Poi c'è un secondo aspetto, altrettanto importante, che è un fattore di abitudini. Quindi l'essere umano per natura tende a lavorare in quella che viene chiamata la propria zona di comfort. Che cos'è la zona di comfort? È la zona in cui io ho le mie abitudini e mi ci trovo bene. A un certo punto uscire dalla propria zona di comfort non è sempre così facile. Quindi il consulente ha l'obiettivo di aiutare le persone ad uscire dalla propria zona di comfort, quindi sperimentare, come diciamo noi, delle procedure, di metodi di lavorare diversi, dando proprio la possibilità alle persone di capire che talvolta il cambiamento non è sempre non positivo, ma veramente dà delle opportunità importanti alle imprese. Lei fra l'altro ha un master in Lean Management. Sì. Il Lean è questa filosofia di organizzazione aziendale che dovrebbe portare all'ottimizzazione del ciclo produttivo. C'è una via veneta al Lean? Allora, diciamo così che il Veneto è stato una delle regioni in Italia che per prima ha abbracciato, diciamo così, questa filosofia, questa metodologia. Negli anni 90, tra il 90 e il 2000, la Regione Veneto fece una spedizione in Giappone selezionando diciamo così, i più grandi imprenditori. Da lì nasce poi diciamo così, anche una cultura nuova imprenditoriale. È chiaro che l'errore più grande è pensare che leggo un libro, un testo diciamo così, didattico sulle metodologie di miglioramento che passano sotto il termine di Lean Management o Toyota Production System o tutte quelle metodologie che in qualche modo possono essere riconducibili al miglioramento dei processi, leggere un libro e applicarlo nella propria impresa. Questo non funziona, nel senso che un po' per cultura, un po' per attitudine, un po' perché il tessuto imprenditoriale italiano è completamente diverso dal tessuto di qualsiasi altra diciamo così, paese, va contestualizzato in maniera differente. L'imprenditore veneto che noi conosciamo bene è un imprenditore molto operativo, quindi talvolta lo si trova proprio in fabbrica con le mani sporche e quindi la capacità di un consulente è quello di prendere ciò che c'è di buono da questi aspetti, da queste metodologie, renderli molto operativi nelle aziende nostre, che sono aziende che, come lei sa bene, hanno una dimensione spesso relativamente piccola. E quindi bene sì utilizzare, conoscere questi approcci, ma è altrettanto vero che bisogna avere la capacità di semplificare e quindi di declinarli. E quindi sì, di adattare questi approcci al tessuto dell'impresa. Per concludere, voi avete 3 marchi della vostra attività: Make Consulting, che è diciamo, la capofila, poi avete la firma che si occupa di comunicazione. Di ricerca e selezione del personale. La firma? Allora, nuovi talenti, ricerca e selezione del personale. Ricerca e selezione del personale qualificato, mentre la firma si occupa di marketing e di comunicazione. No, era per arrivare a nuovi talenti. Perché che in Italia ci siano tanti talenti è risaputo, infatti uno dei problemi è che i talenti vanno all'estero. Voi che siete insomma un po' cuscinetto, ma c'è chi chiede i talenti? Ma allora, cioè voi li cercate, ma poi dove li mettete? Allora,
noi, voi perché è anche la nostra missione, cioè noi aiutiamo le imprese a essere e a diventare più competitive e lo facciamo attraverso due approcci. Il primo, miglioriamo l'organizzazione, quindi creiamo una struttura efficiente, ottimizziamo i costi e consentiamo quindi all'azienda di essere proprio più competitiva. Poi la seconda cosa è che non solo è importante essere competitivi, ma è importante anche esprimere i propri valori nel mercato, quindi c'è la fase 2. La fase 2 è la parte di sviluppo. E la maggior parte delle nostre aziende clienti negli ultimi anni hanno avuto un trend di crescita positivo. Ecco il motivo per il quale qualche anno fa abbiamo deciso di aprire questa nuova azienda, Nuovi Talenti, che ha proprio l'obiettivo di individuare nel mercato figure qualificate che hanno il desiderio di portare il proprio valore aggiunto all'interno delle imprese. Noi utilizziamo delle metodologie ovviamente per individuare questi talenti, metodologie diciamo così tecniche, qualificate, utilizziamo dei test che mettono in luce il vero potenziale delle persone, negli aspetti positivi e negli aspetti dove ognuno di noi può anche migliorare. Ma quindi c'è ricerca di questi talenti, c'è offerta di lavoro? C'è tanta opportunità, in realtà magari a volte potrebbe sembrare il mio modo un po' anche in controtendenza. Io sono dell'idea che oggi più che mai il mercato del lavoro offre opportunità. È chiaro che l'offerta è completamente diversa dalle opportunità che c'erano 5-10 anni fa. Quindi la risposta è sì. Oggi c'è tanta opportunità per giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro con un approccio innovativo. Ci deve essere anche una disponibilità a imparare, talvolta questa disponibilità la troviamo, a volte sì, a volte no, però il messaggio positivo che do ai giovani, alle imprese e anche ai meno giovani, quindi persone che sono nel mercato da più anni, che oggi più che mai le imprese hanno il desiderio di crescere e c'è un messaggio positivo che noi continuamente tutti i giorni diamo alle aziende, alle persone con le quali veniamo in contatto. Grazie, concludiamo così, finalmente un bel messaggio. Grazie a Matteo Busato, che ricordo essere fondatore e amministratore delegato di Make Consulting, società di consulenza che ha sede a Scorzè, provincia di Venezia. Grazie, buon lavoro. Buona giornata a tutti. A voi, alla prossima.